stordisce con un taser, poi cerca di strangolare il socio in affari che aveva un debito con lui. Arrestato un imprenditore di Pieve di Soligo, l'aggressione in Abruzzo qualche giorno fa. Inchiesta sulla morte del 42enne travolto da una ruspa a Trevignano. A Quinto la famiglia chiede chiarezza sulla tragedia, le lacrime del nipote e del fratello, ma anche l'amarezza, neanche una telefonata dall'azienda. Il giorno dopo l'incendio che ha devastato la cattedrale di Parigi, l'ambasciatore di Francia nella Marca, dai trevigiani ha ricevuto grande solidarietà. Arrestati dalla polizia i ladri che a settembre hanno rubato 6 kg d'oro a 2 rappresentanti nell'area di servizio lungo la A4 a Cessalto. Terraglio Est, vertice stamane a Veneto Strade, presentata ai comuni la simulazione degli effetti che la nuova arteria avrebbe sul traffico. Il decreto sicurezza e le sue conseguenze sui centri d'accoglienza, rischio esuberi per i lavoratori della nuova facility di Treviso che gestisce la caserma Serena, la Zanus ed il centro d'accoglienza di Vittorio Veneto. Dopo il positivo esperimento del presepe vivente inclusivo, a Cessalto è tutto pronto per la Via Crucis inclusiva, persone con disabilità tra i figuranti della rappresentazione. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri TG. In primo piano l'arresto di un imprenditore di Pieve di Soligo accusato di avere tentato di uccidere il socio in affari in Abruzzo qualche giorno fa. Sentiamo. Si era dato appuntamento con il suo socio in affari da cui avanzava parecchi soldi. Voleva discutere di un investimento in Brasile da oltre 100.000 euro andato male. Se volesse solo spaventarlo o fosse determinato a ucciderlo resta da stabilire. Un 51enne di Pieve di Soligo, Antonio Fiabane, è stato arrestato dai carabinieri di Ortona in Abruzzo con l'accusa di aver tentato di strangolare il socio, un promotore finanziario di 57 anni di Termoli, residente a Vasto. I due giovedì pomeriggio avevano deciso di incontrarsi al casello di Rocca San Giovanni verso Lanciano lungo la A14 per discutere, ha pensato la vittima, ma Fiabane era preparato a ben altro. Fascette da elettricista con cui legare i polsi della vittima, probabilmente anche un taser, una pistola elettrica con cui gli avrebbe inflitto delle scariche dietro la testa che gli avrebbero addirittura fatto perdere i sensi. Poi con le mani avrebbe tentato di strozzarlo. Solo l'intervento di una giovane coppia che si trovava nello stesso parcheggio lo ha fatto desistere. Il trevigiano ha tentato di fuggire al volante del suo furgone. Il socio è stato soccorso e ricoverato in ospedale con i segni evidenti del tentativo di strangolamento, un serio trauma cranico e 2 costole rotte. I carabinieri hanno alla fine rintracciato Fiabane al suo rientro in Veneto e lo hanno rinchiuso in carcere a Treviso. Successivi accertamenti hanno fatto emergere il fatto che il Fiabane fosse arrivato da Pieve di Soligo con l'intenzione di compiere e commettere ciò che ha fatto. Non sappiamo se fino a che punto sarebbe arrivato nello nel cingere il collo della vittima se non ci fossero stati alcuni testimoni che ovviamente lo hanno fatto desistere dal compiere ciò che stavo facendo. Insomma. Tentato omicidio con l'aggravante della premeditazione, l'accusa contestata nell'ordinanza di cattura. Ed ora l'inchiesta sulla morte del 42enne travolto da una ruspa a Trevignano, a Quinto, paese d'origine dell'uomo. La famiglia chiede chiarezza sulla tragedia, le lacrime del nipote e del fratello. Era un fratello per me, il fratello che non avevo, e con lui ricordo vacanze, viaggi in camion, giù in Toscana, giù in Umbria, grandi risate. Uno può dire che non aveva la moglie e non aveva la famiglia, ma eravamo noi. Il nipote di Renzo Donà non riesce a trattenere le lacrime. A Quinto sono tutti sconvolti per la perdita del 42enne travolto dalla ruspa a Trevignano, ma ora che Renzo non è più con loro vogliono capire come sia potuto accadere, perché sia accaduto. Adesso vi aspettate chiarezza. La voglio. Tante domande e c'è anche delusione. Mi viene un po' di rabbia perché se l'azienda mi avesse fatto una semplice telefonata di condoglianze per la perdita di mio fratello. La procura ha aperto un'inchiesta e sequestrato l'area. Inevitabilmente la famiglia inizia a chiedersi come un autotrasportatore di lunga esperienza abbia potuto diventare l'ennesimo morto sul lavoro. È comodo scaricare
la colpa sul trasportatore, tanto lui è morto. Io chiedo dove doveva essere mio fratello nel momento di scarico, perché per terra c'è solamente terra e paglia. Non si vede una linea dove c'è il limite che l'autista non si può muovere. Io chiedo se mio fratello doveva essere seduto in cabina, però se loro mi dicono che doveva essere seduto in cabina, non lo accetto più di tanto, perché in quelle condizioni là, scaricare quel prodotto lì, non si può stare seduto in cabina, perché devi spostargli il telo, devi alzare la cintina, man mano che lui scarica devi spostargli il telo, devi aprire le sponde, chiudere le sponde, come si fa seduti. I familiari di Renzo Donà, come ultimo gesto di altruismo e amore, hanno deciso di donare gli organi del 42enne. La data del funerale è ancora da stabilire. La famiglia, nel frattempo, non smette di ricordare quanto stimato e amato era il loro Renzo. Dico, è una persona sempre disponibile, comunque aveva il suo carattere, ma quando arrivava lui arrivava un po' di vita, c'è poco da fare, arrivava un po' di vita. Mio padre mi aveva detto: ricordati che tu hai 4 figli, e il quarto era mio fratello, adesso l'ho perso. Arrestati dalla polizia i ladri che a settembre hanno rubato 6 kg d'oro a 2 rappresentanti nell'area di servizio lungo l'autostrada a Cessalto. Lo scorso 22 settembre avevano rubato 6 kg d'oro in lingotti dall'auto di 2 rappresentanti orafi ciechi che di ritorno da Vicenza per lavoro si erano fermati presso l'area di servizio Calstorta lungo l'autostrada A4 nel comune di Cessalto. I ladri, un 28enne e un 22enne, entrambi di Cona, disoccupati e con diverse denunce a carico per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Treviso per furto aggravato. Gli agenti della Polizia Stradale, intervenuti sul posto il giorno del furto, nel corso delle indagini hanno scoperto che i 2 giovani ladri si erano allontanati con 3 auto con i portelloni aperti, per evitare che si leggessero le targhe. Una scrupolosa attività investigativa ha consentito poi di verificare che i 2 commercianti erano stati seguiti da Vicenza, con più auto che si erano alternate nel pedinamento per non destare sospetto. Quando i 2 cittadini ciechi hanno deciso di effettuare una sosta nell'area di Cessalto, con rapidità i ladri a quel punto sono entrati in azione e in 6 minuti sono riusciti a rubare l'oro in lingotti e una borsa con documenti. Grazie a una paziente opera di ricostruzione dei fatti sono state individuate le auto utilizzate per il colpo e attraverso le impronte digitali trovate nei biglietti di ingresso al casello autostradale utilizzati dai ladri sono stati identificati loro 2. Il giorno dopo il devastante rogo di Parigi, l'ambasciatore di Francia era oggi a Treviso per parlare di economia e rinsaldare i rapporti di collaborazione tra i 2 paesi. Ed in questo momento così doloroso per i francesi è arrivata la solidarietà dei trevigiani. Stiamo veramente valutando tutto questo e siamo uniti nel dolore ma anche uniti nella voglia di ricostruire. All'indomani del rogo che ha devastato a Parigi il tetto di Notre Dame, i francesi sono uniti nel pensare già alla ricostruzione della cattedrale. La conferma dall'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Massé, in visita a Treviso. Negli occhi ancora lo shock delle immagini delle fiamme che divorano le guglie di uno dei simboli di Parigi e della Francia, ma la volontà è quella di rispondere subito all'appello del presidente Macron per ricostruire la cattedrale. C'è l'unità del popolo francese per ricostruire la cattedrale. Devo dire che qui a Treviso ho avuto tanti messaggi di simpatia, di sostegno che per noi è molto caro, veramente un sentimento da parte della popolazione trevigiana di vicinanza, di amicizia, e questo veramente ci dà grande forza. Una vicinanza e una solidarietà che l'ambasciatore alla sua prima tappa della visita in Veneto dice di aver sentito forte, quasi riparta proprio dalla Marca la volontà di rinsaldare i rapporti tra i 2 cugini, Italia e Francia, dopo le forti tensioni con il governo che avevano portato lo scorso febbraio la Francia a richiamare in patria lo stesso Massé. Tensioni poi rientrate ed ora proprio da qui sembra ripartire l'avvicinamento tra i 2 paesi. Sentiamo che Treviso si sente vicina alla Francia
Francia in questo momento di dolore e di tristezza. Io sono ambasciatore e quindi voglio conoscere bene l'Italia e ovviamente so che Treviso fa parte del motore economico dell'Italia e quindi per quello che volevo venire qui, avere incontri, continuiamo dopo, vediamo la Confindustria di Treviso per appunto vedere tutti gli aspetti di una regione che sono sicura sarà sempre più presente nella relazione italo-francese. Il decreto sicurezza e le conseguenze sui centri d'accoglienza della Marca, rischio esuberi per i lavoratori della Nova Facility di Treviso, azienda che gestisce i servizi alla caserma Serena di Casiera, Zanusso di Oderzo ed il centro d'accoglienza di Vittorio Veneto. È quanto emerge dall'incontro che si è tenuto nella sede di Assi Industria tra sindacati e Nova Facility. L'applicazione del decreto sicurezza, fissata per il 1° maggio, rischia di comportare una riduzione dei posti di lavoro dei 102 operatori. I sindacati hanno subito chiesto con urgenza la procedura di applicazione del FIS, il Fondo di Integrazione Salariale, fino a fine maggio per sostenere il reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività dei dipendenti. Nel frattempo sono state convocate delle assemblee dei lavoratori. E torniamo ora a parlare di Terraglio Est, vertice questa mattina nella sede di Veneto Strade, presentata ai comuni la simulazione degli effetti che la nuova arteria avrebbe sul traffico di tutta l'area sud di Treviso. Lo studio è quello effettuato da Veneto Strade per monitorare il traffico nell'area sud di Treviso allo scopo di valutare gli effetti che si avrebbero con la realizzazione del Terraglio Est. Quello che è emerso è un maxi ingorgo quotidiano che coinvolge la tangenziale, la bretella di Silea da e per il casello di Treviso Sud, via Sant'Antonino e poi la viabilità verso Dosson, Casale, Preganziol. Studio che è stato presentato alle amministrazioni comunali coinvolte, prospettando le due soluzioni, rotatoria a raso o sottopasso, da realizzarsi a Sant'Antonino all'altezza di via Fuin. Hanno fatto vedere tutti gli studi di traffico e la pressione veicolare sulle strade legate alle due scelte, alle due ipotesi. Chiaramente siamo orientati verso la soluzione, quella in sottopasso. Ora i comuni hanno un mese di tempo per studiare il progetto, presentare le osservazioni. L'obiettivo delle amministrazioni è quello di concordare una proposta unitaria a Veneto Strade, tenendo presenti le criticità di ciascun territorio. E noi vogliamo le massime mitigazioni ambientali e le massime compensazioni. Questo per avere l'opera il meno impattante possibile per il quartiere di Sant'Antonino. Elezioni europee, diffusa la lista dei candidati della Lega per la circoscrizione nord-est, 6 i veneti, 2 i trevigiani, dopo Matteo Salvini, capolista dappertutto. Il secondo posto è della trevigiana Alessandra Basso, candidata su Bologna, al terzo per Mara Bizzotto, vicentina, al quarto posto il veronese Paolo Borchia, al sesto posto la veneziana Rosanna Conte, al settimo posto il trevigiano Gian Antonio Darè, la vicentina Paola Ghidoni all'11° e al 15° la bellunese Ilenia Rento. Ancora cronaca, malvivente in carcere grazie ad un testimone, sentiamo. I carabinieri delle stazioni di Godega e Codogné sono riusciti a identificare ed arrestare un operaio 58enne di Rosà, con vari precedenti alle spalle. Lo scorso anno, in aprile, aveva messo a segno 2 furti in abitazione a Gaiarine, rubando solo un borsello e degli oggetti di valore, mentre un terzo colpo, tentato a Godega di Sant'Urbano ad ottobre, era miseramente fallito. Scoperto e messo in fuga dal padrone di casa, era stato costretto a fuggire. Ieri i militari hanno eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Attualmente l'uomo si trova rinchiuso nel carcere di Vicenza. Fatale per il malvivente il furto tentato a Godega, dove un testimone aveva notato l'auto usata per la fuga dal 58enne, annotando parte della targa del veicolo. E ci sono anche 2 pistole nella refurtiva, il colpo l'altra notte ad Oderzo nella villa di una signora di 90 anni.
Furto in una villa di proprietà di un'anziana in viale Frassinetti ad Oderzo. I ladri sono entrati in casa forzando una finestra alla sera, mentre la proprietaria, una signora di 90 anni, era fuori. Una volta dentro la villa, i malviventi hanno frugato dappertutto a caccia di preziosi e della cassaforte, che alla fine, dopo aver rovistato ovunque, sono riusciti a trovare. Dentro, oltre ad alcuni gioielli, erano custodite anche 2 pistole regolarmente detenute. Sono state rubate anche queste. Per aprire la cassaforte i ladri hanno lavorato a lungo, utilizzando pure un flessibile. La villa è piuttosto isolata e nessuno dei vicini di casa ha udito alcunché. Sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza di Oderzo, che stanno vagliando tra l'altro le immagini del sistema di videosorveglianza della zona. La pubblicità, ora linea alla regia. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale di Treviso. La minoranza in Consiglio è sul piede di guerra a causa della modifica del regolamento della Commissione Pari Opportunità, questione che verrà affrontata proprio questa sera in Commissione. Sentiamo. La proposta elaborata dalla maggioranza di centrodestra per la modifica del regolamento della Commissione Pari Opportunità del Comune ha letteralmente fatto infuriare la minoranza in Consiglio Comunale. Per Luigi Calesso di Coalizione Civica la nomina di tutti i componenti della commissione da parte del sindaco, al Consiglio Comunale rimane unicamente la facoltà di proporne 3, trasforma un organismo che aveva un ruolo di relazione tra la società e le istituzioni in un circolo privato del sindaco che potrà scegliere chi vorrà senza rendere conto a nessuno. Ci ha fatto infuriare perché la Commissione Pari Opportunità, che dovrebbe essere uno strumento di raccordo tra le istituzioni e i gruppi, i movimenti, le associazioni della società, con queste modalità di individuazione dei componenti diventa una corte privata del sindaco, perché sarà il sindaco a nominare tutti i componenti, che non saranno più 24 ma saranno solamente 8. Ad aggravare il quadro ci sono le proposte, contenute nella modifica al regolamento presentata dalla maggioranza, di ridurre la commissione da 24 a 8 componenti e di escluderne i rappresentanti delle associazioni dei migranti e di quelle culturali. Cioè vengono esclusi quelli che potenzialmente potrebbero dare fastidio. Quello che fa ancora più infuriare è che in una commissione pari opportunità non sia prevista la parità dei componenti per genere. Cioè siamo all'assurdo che una commissione pari opportunità non prevede che i 2 generi siano parimenti rappresentati. Calesso si augura che i consiglieri comunali della maggioranza non diano il loro assenso con il voto del nuovo testo, in caso contrario. Se poi sarà necessario valuteremo anche se ricorrere alla giustizia amministrativa, perché potrebbero esserci anche gli estremi per ottenere l'illegittimità di una delibera che conservi totalmente l'impianto voluto dalla Giunta. Andiamo a Cessalto, dove dopo l'esperimento del presepe vivente inclusivo tutto è pronto per la Via Crucis con persone con disabilità tra i figuranti. Intorno alla chiesa parrocchiale, tra le vie e la piazza di Cessalto, ci si prepara la messa in scena della Via Crucis, in programma per la sera del Venerdì Santo, appuntamento religioso che quest'anno sarà arricchito da un ingrediente speciale, la presenza tra i figuranti di persone con disabilità. Ricetta già sperimentata con successo nello scorso Natale, con il presepe vivente inclusivo, animato da una 50ina di persone. Il passaggio alla Via Crucis inclusiva è stato così pressoché naturale. Mi ha talmente preso il cuore che alla prima domanda che mi hanno fatto facciamo la Via Crucis sono partita in quarta. Così in breve tempo ho messo su un po' di personaggi in più del presepe vivente, perché qui si recita. Dai centurioni ai popolani, una 70ina i figuranti che animeranno la sacra rappresentazione lungo le 13 stazioni e fino al Golgota, con tutti i crismi della messa in scena, copione e parti da studiare e recitare, ed un valore aggiunto che rende unica questa Via Crucis. C'è il valore aggiunto dell'inclusione sociale, quell'inclusione sociale che mette la persona al primo posto, dimenticando quella che può essere la croce che una persona può portare nella sua vita, che può essere proprio quella della disabilità. E i dialoghi dei figuranti sono proprio le frasi della parola di Dio, della scrittura, quindi il senso è che anche ancora di più nella sofferenza, nella disabilità, uno possa vivere anche oggi il Venerdì Santo con fede, per
per sentirci allora nella nostra vita non abbandonati, disperati, ma sentirci amati. Sport basket, dopo l'11ª vittoria consecutiva, 57-73 in trasferta contro Piacenza sabato scorso, la De Longhi si prepara all'ultima sfida di campionato contro Udine prima dell'avvio degli attesi play-off. E coach Menetti interviene sulle criticità che ancora bloccano la squadra in certe fasi delle gare nonostante i successi. Sentiamo le sue parole. Purtroppo è già la seconda volta che appena raggiungiamo il più 20 la squadra si spegne, questo sicuramente è una cosa che abbiamo un po' ripetuto ultimamente nelle partite soprattutto fuori casa, bisogna avere la consapevolezza, che lo dico ancora una volta, che se non giochi per 40 minuti certe partite poi le perdi, quindi ormai l'obiettivo e quelli che sono così i nostri anche i difetti sono ben chiari, stiamo facendo un po' fatica a interpretare nei 40 minuti la partita, soprattutto nel momento in cui prendiamo un vantaggio importante, però quello che è stato fatto prima naturalmente sicuramente positivo, adesso c'è da cominciare a preparare l'ultima settimana, l'ultima partita con Udine e poi finalmente inizieranno i play-off. Vi ricordo, tra pochissimo torna 20:10, torneremo a parlare del devastante rogo di Parigi, ospiti in studio Andrea Erri, direttore generale, e Ruggero Peraro, responsabile affari generali della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Vi ricordo poi che questa sera la replica dei nostri telegiornali in seconda serata andrà in onda al termine della trasmissione qui studio a voi stadio, che seguirà in diretta la sfida di Champions che vede protagonista la Juventus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone si espande ulteriormente sul nostro territorio a garanzia di un'altra giornata caratterizzata dal bel tempo. Ma andiamo nel dettaglio e vediamo come sarà la giornata di mercoledì. Sul Veneto avremo qualche foschia al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Altrove il cielo risulterà al massimo poco nuvoloso, più soleggiato a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 1 e 8 gradi, massime in aumento comprese invece tra 16 e 18 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, con cielo poco nuvoloso. Nella seconda parte della giornata tuttavia non si esclude qualche breve rovescio sui monti. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 16 e 20 gradi, dunque molto gradevoli. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, con ampio soleggiamento ovunque sulla nostra regione, il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime sui 6 gradi, massime in aumento tra 18 e 19 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.